Lavagna alla torta dei Fieschi si farà le rassicurazioni del commissario Marco Serra, pesa il rischio di dissesto, ma il comune si è impegnato a pagare una cifra pari a quella dello scorso anno. Le pubbliche assistenze chiedono il rinnovo della convenzione sui trasporti e l'aiuto della Regione nel contenzioso con Autostrade per il pagamento dei pedaggi. Pochi giorni al passaggio ad ANAS di 300 km di strade provinciali, in questi giorni ultimi sopralluoghi, la viabilità per la SP32 di Levi al centro del Consiglio metropolitano. Primo torneo di pallanuoto in Gomona a Chiavari, raccolti fondi per acquistare vaccini contro il morbillo a sostegno dei bambini africani. L'iniziativa dei Lions ha raggiunto quota 3.000 euro. E un frate il cappuccino trovato morto in mare martedì a Sestri Levante si chiamava Fra Giacomo Baretti, aveva 63 anni ed era originario di Bergamo. La sua identità riconosciuta soltanto il giorno dopo. I cambiamenti dell'entroterra, il nostro reportage da Gattorna, polo commerciale della Fontana Buona, ma non immune alla crisi. Qualche segnale di speranza col ritorno dei giovani. Chiudono le aziende, fuggono i giovani, il reportage a Cicagna, le difficoltà più grandi, viabilità difficile, lavoro assente ed internet poco efficiente. Un aiuto nella ricerca del lavoro. In via Jacopo Rocca a Chiavari è stato aperto lo sportello Un posto nel mondo, sostenuto dalla diocesi. Negli stessi spazi anche la sede della Coop Golfo del Tigullio. Con la vittoria 7-1 contro il Cavi, il San Salvatore ha vinto per il secondo anno il torneo di calcio dei Sestieri. Tanto gioco e divertimento nei giorni scorsi a Rivoli di Lavagna. Lavagna commissariata, la fatica dei lavagnesi. In città abbiamo raccolto malumori e problemi, dalla raccolta dei rifiuti alla scarsa manutenzione alle poche attività per i giovani. Lei via amministrazione salva, il Consiglio ha votato gli equilibri di bilancio con i voti della maggioranza, polemiche per la decisione del sindaco di non rinviare la seduta di qualche giorno. Chiavari più soldi su Piazza del Buono e rotatoria in via Prandina, il via libera dal Consiglio comunale. Decima Expo dell'Alta Valtrebbia a Locco di Rovegno. Le aziende dell'entroterra resistono alle difficoltà. Stand allestiti sino a domenica nel bosco di Gioia. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG. Guardando la settimana ripercorreremo questi 7 giorni attraverso i servizi andati in onda nel nostro telegiornale. Iniziamo proprio da lunedì, quando ci siamo occupati dei timori che non venisse organizzata per quest'anno la celebre torta dei Fieschi, l'appuntamento clou dell'estate labagnesi. Rassicurazioni sono arrivate dal commissario prefettizio. Sentiamo. La volontà di fare la 70ª edizione della Torta dei Fieschi c'è, così come l'impegno a pagare le spese per la sua realizzazione. A dirlo questa mattina il commissario di Lavagna Marco Serra, contattato telefonicamente al suo arrivo in comune. L'importo, spiega, sarà lo stesso dello scorso anno e aggiunge: abbiamo già attivato tutte le procedure per compiere i vari passaggi burocratici. È una risposta chiara quella di Serra, che sembra spegnere le preoccupazioni che circolano a Lavagna in queste ore. Una volta preso, l'impegno economico sarà mantenuto, dice ancora Serra. I timori della gente, come ovvio, sono rivolti alla possibilità del dissesto economico in cui potrebbe cadere il comune. Le pagine aperte sono 2. Da una parte, come noto, l'istruttoria in corso da parte della Corte dei Conti, il cui parere potrebbe arrivare a giorni, dall'altra la sentenza sul porto lavagnese, una causa da oltre 13 milioni di euro attesa per settembre. Entrambi sono scogli che potrebbero decretare il default. Ma per far capire i timori dei lavagnesi occorre spiegare cosa significa la torta dei Fieschi per le casse del comune e per quelle dei Sestieri. La manifestazione costa in totale 50.000 euro. Secondo la convenzione il comune paga il palco, che è la spesa più grossa, l'appalto alla ditta, quest'anno proveniente da Genova, poi collaudi, la questione sicurezza e così via. I Sestieri pagano la torta e altri piccoli servizi. A metà luglio, dice la priore reggente Raffaella Albino, abbiamo già portato avanti molti discorsi, ad esempio l'annullo postale per il 70° della manifestazione. I Sestieri pensano di incontrare i commissari e chiedere delle garanzie forti, anche la possibilità di anticipare almeno quest'anno i soldi per la realizzazione della torta dei Fieschi. La paura è quella di trovarsi con delle fatture non pagate, ma su questo il commissario Serra replica con molta chiarezza: l'edizione di quest'anno si farà e l'impegno economico non verrà meno. Attraverso un incontro tra i rappresentanti delle pubbliche assistenze e la direttrice generale Rebagliati dell'ASL 4 Chiavarese si è arrivati ad una definizione di quanto le pubbliche assistenze chiedono, ovvero il rinnovo della convenzione sui trasporti e l'aiuto della Regione nel contenzioso con Autostrade per il pagamento dei pedaggi. Se ne è parlato nei telegiornali di martedì, dove abbiamo anche analizzato la situazione della viabilità, in particolare facendo il focus sulla situazione della strada
provinciale 32 di Levi, che è stata al centro del Consiglio metropolitano. E poi ancora un'iniziativa singolare nel cuore dell'estate, il primo torneo di pallanuoto in gommone che si è svolto a Chiavari all'iniziativa del Lions e che ha permesso di raccogliere 3.000 euro a sostegno del vaccino contro il morbillo per i bambini africani. Vediamo i servizi. Quali sono state le vostre richieste per quanto riguarda la convenzione che è ferma da 8 anni? Abbiamo chiesto di poter rinnovare la convenzione e anche di considerare i maggiori costi che sono intervenuti in tutto questo periodo. Ricordiamo tutte le leggi che si sono via via realizzate, per esempio sull'accreditamento, di regole più stringenti sui mezzi, sulle sedi. Pensiamo alla legge sulla privacy, pensiamo a quello che è il costo del personale, il costo delle divise, della sicurezza sul lavoro. In questi 8 anni sono maturate parecchie spese in più e quindi abbiamo chiesto un adeguamento che però a distanza di 8 anni non è mai arrivato. Perché l'ASL 4, il territorio, dovrebbero credere al volontariato? Perché il nostro è un territorio sano, parliamo di pubbliche assistenze volute dalla gente e portate avanti senza alcun scopo di lucro da consigli di amministrazione composti da volontari. Questa è la garanzia del nostro territorio ed è anche la ricchezza del nostro territorio. Realtà che però si trovano a dover fare i conti anche con altri problemi, tra cui ad esempio quello del pagamento del pedaggio autostradale. Lo avete fatto presente alla Rebagliati? Sì, al direttore generale, la dottoressa Rebagliati, abbiamo fatto presente che per raggiungere qualsiasi ospedale dell'ASL le pubbliche assistenze e le Croci Rosse sono costrette a utilizzare la rete autostradale. Abbiamo chiesto alla Rebagliati che la Regione, ancora una volta abbiamo chiesto, ci dia una mano in questo contenzioso. Vi sono arrivate già alcune risposte o è solo un dialogo, come dire, che inizia? Ancora una volta mi sembra che lei abbia ascoltato con interesse le proposte, quindi di creare un tavolo locale per discutere la nuova convenzione. Potrebbe anche succedere che la Regione dia una delega a livello sperimentale, capofila, per trovare una quadra, un accordo che consenta appunto il rinnovo della convenzione. Una settimana al passaggio ad ANAS di 300 km di strade provinciali. Il rispetto della scadenza, quella del 31 luglio, viene assicurato da Franco Senarega, consigliere alla viabilità della città metropolitana. Ancora la scorsa settimana, spiega, sono proseguiti i sopralluoghi sulle strade per la verifica delle diverse situazioni e l'accompagnamento di natura tecnica per aiutare ANAS nella fase di assunzione delle competenze. Nel Tigullio sono coinvolte la 523 dei Centocroci, la 225 della Val Fontana Buona e la 586 della Val d'Aveto. Sul tavolo viabilità, segnaletica, manti stradali e così via, anche se ancora non si conoscono i dettagli degli interventi che ANAS sta predisponendo con la Regione e che dovrebbero partire a fine estate. Di strade si è parlato di recente anche in Consiglio metropolitano con un'interrogazione di Elio Cuneo sulla provinciale 32 di Levi. Cuneo chiedeva di implementare la segnaletica così da evitare problemi come il camion incastrato al bocco a metà giugno. Richiesta accolta dalla città metropolitana che ha raddoppiato i cartelli esistenti installandoli anche sul lato sinistro della carreggiata. Forse è il rilievo mosso dal sindaco di Levi, Vittorio Centanaro, sarebbe decisivo aumentare la sede stradale, in alcuni punti così stretta da sembrare una via interpoderale. Soluzione, dice Centanaro, che andrebbe trovata al più presto, restando la provinciale 32 di Levi un collegamento diretto a scorrimento veloce verso l'entroterra. La richiesta è stata fatta sua dal consigliere Cuneo. Sto preparando un'ulteriore interrogazione per chiedere se è intenzione della città metropolitana risolvere invece quella criticità che esiste al Bocco di Levi, dove c'è un pezzo di strada veramente tortuoso, veramente stretto, che credo che su un'arteria di questo tipo vada risolto. Quindi spero che riescano a trovare le risorse e il progetto per poter procedere anche in questo. Questo lo farò credo al prossimo Consiglio. Divertimento e solidarietà hanno caratterizzato il primo torneo di pallanuoto in gommone, teatro della manifestazione, i Bagni Gianni di Chiavari, che hanno messo a disposizione il proprio campo di beach waterpolo. I temerari che si sono gettati in acqua hanno sperimentato la difficoltà di giocare incastrati in un enorme salvagente che ha limitato i movimenti e le azioni, rendendo il tutto divertente sia per i giocatori sia per il pubblico. Più significativo naturalmente il fine benefico dell'iniziativa, sostenuta dal Lions Club Altavara, Aveto, Graveglia e Sturla. Lo scopo del torneo
è quello di raccogliere fondi a favore di un'iniziativa per la lotta contro il morbillo. Noi finanziamo una fondazione la quale ha lo scopo di vaccinare almeno 400 milioni di bambini dell'Africa subsahariana. Il titolo è One Shot, One Dollar. Ogni dollaro raccolto garantisce un bambino vaccinato. Abbiamo già raccolto 3.000 euro, quindi sono più di 3.000 bambini che hanno potuto essere vaccinati e si spera quindi salvati. Il torneo ha visto la partecipazione di 4 squadre, a vincere l'Atletico ma non troppo, formazione composta da Alberto Castagnola, Alessandro Surace, Pietro Vaccarezza, Nicola Schiaffino e Davide Gonfiantini. L'idea è di replicare l'iniziativa il prossimo anno. Per far vedere un po' com'è la pallanuoto e si gioca tutti senza essere dei grossi sportivi, via. Si gioca al bambino, la bambina, noi anziani e via. La notizia si è diffusa già nella giornata di martedì, ma solo mercoledì mattina è stato possibile identificare il corpo dell'uomo trovato morto nella Baia delle Favole a Sestri Levante. Si trattava di un frate che si trovava nel convento dei Cappuccini sestresi. Fra Giacomo Barretti aveva 63 anni ed era originario di Bergamo. Sempre nel telegiornale di mercoledì abbiamo parlato anche dei cambiamenti del nostro entroterra avviando un reportage che è partito da Gattone, il polo commerciale dell'Alta Val Fontana Buona, non immune alla crisi ma con segnali di speranza. Si chiamava Fra Giacomo Baretti, aveva 63 anni ed era da pochi giorni in vacanza al convento dei padri Cappuccini di Sestri Levante. Un momento di pausa che sarebbe dovuto durare una settimana, invece ieri si è tuffato in mare dalla spiaggia libera in zona Leudo ed è stato colto da un malore a 40-50 metri dalla riva. A rinvenirlo, privo di coscienza, con costume e occhialini, sono stati alcuni bagnini degli stabilimenti della zona che si sono lanciati in mare per recuperarlo. I ripetuti tentativi di rianimazione, prima in spiaggia, poi al pronto soccorso di Lavagna, non sono serviti a nulla. Il frate non aveva documenti con sé e la ricerca delle generalità è durata fino a questa mattina. Da una parte i carabinieri che avevano trovato in spiaggia i suoi vestiti e uno zainetto azzurro cielo. Con le telecamere di videosorveglianza sono riusciti a trovarlo mentre si dirigeva in spiaggia scendendo dalla zona del convento dei Cappuccini. Di qui è scattata la ricerca nell'area. Dall'altra i religiosi che si sono accorti dell'assenza di Fra Giacomo alla messa del mattino. Volevano augurargli buon onomastico perché combinazione oggi è San Giacomo Apostolo. In paese il padre guardiano Carlo Poloni ha notato le locandine dei giornali con la notizia dell'uomo annegato. Di qui ha raggiunto la Croce Verde e con un rapido giro di telefonate sono stati avvertiti i carabinieri e la Guardia Costiera. Così si è chiuso il cerchio. Fra Giacomo si trova all'obitorio di Lavagna in attesa delle disposizioni del magistrato. Il religioso potrebbe aver avuto un malore o un affanno, forse, dicono i carabinieri, non sarà necessaria l'autopsia. Sul suo comodino è stato trovato uno strumento per aiutarlo a respirare. Fra Giacomo, spiega padre Poloni, era frate dagli anni '80, ha svolto diversi servizi dall'infermeria provinciale a quello di portineria a Milano, Roma e in altri conventi in Italia, è stato cappellano agli ospedali riuniti di Bergamo e proprio a Bergamo era attualmente in servizio. L'entroterra non è immune dai grandi cambiamenti della società contemporanea. Una vallata come la Fontana Buona ha risentito negli anni sia dell'onda lunga della crisi internazionale, sia di un progressivo spopolamento, solo in parte integrato dalle presenze di stranieri. La nostra indagine parte da Gattorna, uno dei poli economici dell'Alta Valle, in comune di Moconesi. Sul fronte del commercio, le attività che reggono meglio sono quelle insediate da più tempo. Sono rimaste in piedi le attività che sono di proprietà, rimangono in piedi quelle attività che hanno un minimo di professionalità, che hanno uno zoccolo duro di clientela, che negli anni hanno cercato di affiliare con sempre più capacità imprenditoriale e quindi questo è quello che rimane oggi. Per gli ultiminati le situazioni sono decisamente complicate. Per i negozianti al dettaglio un punto cruciale è rappresentato dalla concorrenza dei grandi centri commerciali. Per quanto uno voglia e cerchi di modernizzarsi, la piccola impresa commerciale non potrà mai adeguarsi a quelli che sono i ritmi di un grande centro commerciale che è aperto 7 giorni su 7, ormai quasi 24 ore su 24. Ma anche il nodo viabilità con il conseguente minor flusso veicolare da e per Genova rappresenta un ostacolo.
La questione della logistica però è fondamentale. Un collegamento molto più veloce con la costa potrebbe aprire senza dubbio spunti turistici importanti per chi frequenta la costa e non conosce adeguatamente l'entroterra. La tendenza dei giovani è a stabilirsi nelle grandi città lasciando le campagne, tuttavia negli ultimi anni si è assistito anche ad un ritorno alle proprie origini. Il segreto è capire cosa serve alla gente, capire un po' la mentalità della Fontana Buona, perché è un po' particolare. Io vedo anche quando parliamo con i rappresentanti abbiamo una mentalità un po' diversa, però una volta che riesci a inserirti, secondo me, poi riesci a sopravvivere. Sì, Gattorna è un continuo cambiamento, negozi che aprono, che chiudono, però ci proviamo, quelli che ci siamo, ci crediamo e almeno io sono positiva. E il nostro percorso in Val Fontana Buona è proseguito anche nella giornata di giovedì e l'attenzione si è concentrata su Cicagna. Anche qui il territorio è stato oggetto di profondi mutamenti nel corso degli anni, molte realtà commerciali hanno chiuso, ma le maggiori difficoltà sono state sollevate, riguardano la viabilità e anche una rete internet non molto efficiente. Abbiamo fatto anche qui un piccolo sondaggio. Non abbiamo toccato il fondo, ma ci siamo, quasi. Anche a Cicagna si sente la crisi, forse più che in altre zone della valle. L'impressione registrata dai commercianti della zona è che dopo il crollo del settore ardesiaco ci siano stati scarsi tentativi di rinnovare il settore. Così poche persone oggi investono in Fontana Buona, pochi quelli che la visitano, il lavoro si è perso, i giovani se ne vanno. Le vendite online hanno poi sottratto un altro 30% della clientela. Noi eravamo in 5 a servire una volta, ora ci sono io e una dipendente, per dire, tra l'altro part-time sia io che lei. È cambiato la capacità di spesa, non è più come una volta, la gente compra online e la gente di Genova non viene più su perché non ha più niente. Le trattorie le puoi contare sulle punte delle dita, non ce n'è. Negozi aperti alla domenica ci sono io, la Franchezza, una gelateria Fontana Buona e poi non c'è altro di aperto. E cosa ci viene a fare in Fontana Buona? Anche per via dei trasporti difficoltosi, raggiungere le autostrade è sempre più difficoltoso per camion, tir, il traforo. Io vorrei che ci fosse da una vita, ne ho sempre sentito parlare. Non solo la viabilità rappresenta un nodo cruciale per la Fontana Buona, anche la rete internet non troppo funzionante sembra ostacolare la ripresa della valle. Qua non c'è nessun tipo proprio segnale, poco e niente, dipende da zone, questa qua soprattutto è una zona che manca molto. Quello, sentendo anche alcuni clienti che hanno fabbriche, ditte così, è una mancanza. Negli ultimi anni qualcuno ha deciso di provare ad aprire nuove attività nella zona di Cicagna e Monleone, altri, soprattutto i negozi storici, provano a resistere, ma la situazione è davvero complicata. Sono venuto a vedere la zona, ho visto che poteva mancare un certo tipo di locale e ho provato. E nel mio piccolo non mi lamento, nel senso riesco a lavorare abbastanza bene anche se i tempi sono quelli che sono. Insomma stanno chiudendo in tanti e noi ci siamo rimasti, fino a quando si vedrà. E la situazione è brutta perché appunto qui a Monleone ha chiuso anche la banca, chiude un mobilificio, ai negozi alimentari ce n'è più uno, poi c'è una rosticceria, non c'è quasi più niente. Venerdì mattina è stato inaugurato in via Jacopo Rocca a Chiavari uno sportello per chi ricerca lavoro. Si intitola Un posto nel mondo ed è stato sostenuto dalla diocesi. Negli stessi spazi ha anche sede la cooperativa Golfo del Tigullio. Sempre venerdì abbiamo anche parlato della conclusione del torneo dei sestieri che si è disputato a Lavagna, che ha visto la vittoria per il secondo anno consecutivo della squadra di San Salvatore. Un punto di riferimento per giovani e meno giovani è la speranza che ruota intorno allo sportello Un posto nel mondo, inaugurato questa mattina in via Jacopo Rocca a Chiavari. Nei locali si potranno trovare informazioni e spunti per chi cerca il lavoro e per chi li accompagna in questo cammino sempre più difficile e tortuoso. Lo sportello ha visto il sostegno della diocesi attraverso l'8 per 1000 e dell'associazione Donnando Negri Onlus. La diocesi ha capito subito che questo poteva essere una delle risposte che si poteva dare e quindi ci ha sostenuto dall'inizio. Per quanto riguarda il front office, come si dice oggi, le ore che sono disponibili per gli iscritti, 4 ore al lunedì pomeriggio le facciamo qua, dalle 14 alle 18, ma il mercoledì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 14
alle 18 sarà sempre su a San Salvatore, quindi ci sarà questa doppia sede per lo sportello. Ecco. Non finisce qui. Nei locali di via Jacopo Rocca trova spazio anche la nuova sede legale della cooperativa sociale Golfo del Tigullio, anch'essa inaugurata stamani. Un sodalizio partito anni fa che conta 80 soci e dà lavoro per un terzo a persone svantaggiate. Oggi la cooperativa si è sviluppata. Sta lavorando parecchio nel campo delle pulizie, sia all'interno delle varie strutture del villaggio che fuori, in aziende private, uffici privati e anche in luoghi pubblici. Lo sportello della cooperativa sarà aperto alcune volte alla settimana, i soci potranno sbrigare pratiche amministrative e contabili e non solo. Abbiamo ampliato i settori di intervento che vanno dalla logistica alla gestione di parcheggi anche privati, alle pulizie, alla gestione di hardware e software, naturalmente nell'interno di aziende tipo l'ASL 4 o altre attività. San Salvatore si è aggiudicato anche quest'anno il torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna. L'iniziativa, curata dal CSI, ha visto la partecipazione di numerosi giovani scesi in campo allo stadio Riboli. Buona la qualità del gioco, così come lo spirito leale e sportivo. Il ruolo delle bambine è stato fondamentale nella categoria Young, perché ricordo che queste bambine sono partite 3 anni fa con il nostro amico Ciarlio Neto, che abbiamo ricordato con una targa, purtroppo prematuramente mancato. Queste bambine sono partite 3 anni fa quasi impaurite, invece quest'anno dopo 3 anni di calcio hanno fatto quasi la differenza. Ricordo che il loro gol vale doppio e quindi in qualche partita è stato determinante. La gente non è mancata sugli spalti. Ovviamente quando si tratta di calcio giovanile con i bambini, i genitori non mancano mai e tifano forte per i loro bambini. Poi voglio dire, noi del centro sportivo siamo molto contenti di poter fare queste cose per i bambini. Il torneo dei Sestieri affonda le radici nel passato, poi la manifestazione si è interrotta per riprendere 3 anni fa sotto la guida del Centro Sportivo Italiano. Non è facile portarlo a termine, dicono gli organizzatori. Il torneo si costruisce durante l'anno con varie riunioni, con il coinvolgimento dei ragazzi e con la solita passione, capace di trasformare la fatica in un sogno realizzato. Tanti ragazzini coinvolti. Tanti ragazzini coinvolti e quest'anno soprattutto è stata una formula azzeccata perché tutti i ragazzini appartenevano praticamente al loro sestiere e quindi diciamo c'è stato un nutrito campanilismo che non guasta. Ecco. Finale Cavi San Salvatore, ha vinto San Salvatore ma il risultato non conta. Sì, il risultato non conta, sappiamo tutti che San Salvatore fa parte, è un sestiere diciamo di Lavagna, parlando ovviamente di gruppo storico dei sestieri, e ha vinto il migliore. Siamo giunti a sabato, la nostra inchiesta ha fatto il focus su Lavagna commissariata con i pareri raccolti dei residenti e dei commercianti operatori della città che lamentano una certa trascuratezza, soprattutto per quanto riguarda le iniziative rivolte ai giovani. Poi i consigli comunali con la seduta di Levi che non va al commissariamento, infatti nella seduta riconvocata dal sindaco Centanaro è stato votato l'equilibrio di bilancio con i voti della maggioranza, mentre a Chiavari si è discusso su Piazza del Buono e sulla rotatoria di via Prandina. Il lungo periodo di commissariamento si fa sentire tra i lavagnesi. Il malumore più forte, ascoltando le persone lungo le vie e in piazza, è la mancanza di un interlocutore politico, come un senso di abbandono che dura ormai da troppo tempo. Tra i residenti si respira la fatica di questo periodo di transizione che sembra non finire mai. C'è un marciapiede giù a Lavagna in Corso Genoa che è 3 anni che frano un muro e sono 3 anni che lì siamo con la stessa rete, sono già andati in comune, se veniamo, non veniamo, non veniamo. Sono tanto attese queste elezioni comunali. Io spero che l'anno prossimo andiamo alle elezioni, Non c'è niente per i giovani a Lavagna. Io sono uscita l'altra sera alle 8, c'era tutto il Carugio, tutti i negozi chiusi. Un po' di attenzione anche per i residenti che pagano le tasse, sarebbe anche importante per la sicurezza. Qual è il tema più sentito, più caldo a Lavagna? Guardi, questo non lo so esattamente perché non la frequento molto. Cerco di evitare, ci sono venuta solo perché ho dovuto andare dal medico ed è qui, se no ne farei
proprio a meno. Intanto a Lavagna scatta la pedonalizzazione serale estiva sino al 2 settembre. Il provvedimento fa respirare i commercianti della zona che provano a resistere in questa situazione di difficoltà del comune. Il fatto che comunque le attività hanno iniziato solo adesso a mettere i tavoli in piazza, cosa che è sempre stata normale in questa piazza qui, e di conseguenza ne risente il turismo, perché non c'è città più triste di Lavagna in questo momento, sono sincero. E per i giovani com'è? Triste. Cosa offre? Niente. La cura della passeggiata a mare, la cura del verde pubblico, che comunque a volte penso che anche con poche risorse si potrebbe migliorare l'aspetto dei giardini, delle aree verdi, anche proprio delle aree circostanti oltre il centro storico, che a volte appare veramente davvero trascurata e sporca. Non ci sarà il commissariamento di Levi. Alla fine la pratica sugli equilibri di bilancio, bocciata lo scorso 18 luglio, è passata con i voti della maggioranza. È il risultato del Consiglio Comunale di ieri sera, convocato dal sindaco in seduta straordinaria e urgente. E proprio su questo punto si è concentrato il dibattito all'inizio dell'assemblea. Dai banchi dell'opposizione, Daniela Prato ha spiegato che non c'era motivo di urgenza. L'unico tema con un termine di scadenza erano gli equilibri di bilancio, ma c'era tempo sino al 31 luglio. Inoltre, ha proseguito Prato, nella riunione di capigruppo che si è svolta mercoledì con il sindaco, fissata per trovare un punto di accordo sulla questione, avevamo chiesto qualche giorno in più affinché 2 dei consiglieri di Alternativa per Levi, che erano assenti, potessero avere il tempo per valutare i vari aspetti del dibattito. Poi, invece, la convocazione del Consiglio da parte del primo cittadino. Nel corso della seduta, Vittorio Centanaro ha respinto le accuse al mittente e lo fa anche questa mattina. Non accetto la richiesta di avere più tempo, dice. L'assemblea è stata convocata entro i termini, 2 giorni in più non avrebbero cambiato nulla. Si tratta, spiega ancora, di una richiesta pretestuosa e forse concertata tra consiglieri di maggioranza e opposizione. Alla fine Daniela Prato è uscita dall'aula perché, afferma, sono stati lesi i diritti dell'opposizione. Dopo di lei sono usciti dall'aula anche Michele Marino e Angelo Solari e i numeri sono girati a favore del sindaco, così è passata la pratica sugli equilibri di bilancio. Il consigliere Antonio Giorgio Solari ha poi proposto l'istituzione di una commissione sul bilancio e un gruppo di lavoro sugli impianti sportivi. La richiesta è passata all'unanimità. Era assurdo commissariare Levi, dice infine Centanaro, il comune non ha problemi di malgoverno e la contabilità è a posto e infine garantisce collaborazione tra le parti. Tuttavia, sottolinea ancora questa mattina Daniela Prato, con il sindaco dice non si può discutere, non c'è dialogo con lui. Il comune di Chiavari incrementa gli investimenti su Piazza del Buono e sulla rotatoria di Via Prandina. Le variazioni al bilancio hanno ricevuto il via libera ieri in Consiglio. Nel quartiere di Ribasso la Giunta investirà 450.000 euro anziché 350, con un progetto che cambia rispetto alla prima bozza. Non ci sarà la pista di atletica, alla fine poco gradita dai residenti e vista con qualche dubbio anche dai maratoneti. Al suo posto un circuito con meno corsie e disponibile anche per girare in bicicletta, skate e così via. Il bar sarà spostato al centro, sarà aumentato il parchetto per i bimbi. Il piano d'opera definitivo sarà pronto per settembre. 20.000 euro in più sono stati messi a bilancio invece per la rotonda di Via Prandina. Qui il comune vuole una maggiore sicurezza per i bambini della primaria Solari. Si lavora per la realizzazione di un marciapiede fino a Via Privata Paganini, per dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati e per l'aggiunta del senso di marcia verso Corso Genova per chi proviene dall'Aurelia, in modo da evitare il traffico più pesante durante il periodo scolastico. Tra le altre pratiche, via libera l'adeguamento per 80-100.000 euro di spesa dell'ultimo piano del nuovo Palazzo di Giustizia, che sarà destinato alla Guardia di Finanza. Il gruppo di opposizione Noi di Chiavari protesta però su alcuni punti. La sistemazione di Piazza del Buono, scrivono, è fatta per accontentare tutti ma non accontenta nessuno. La nuova pista di atletica sembra inadeguata e poco sicura. Su questo aspetto peraltro il consigliere Giovanni Giardini ha deciso di rinunciare all'incarico di consulente del sindaco sull'urbanistica, poiché, ha spiegato in consiglio, non coinvolto nelle nuove scelte della giunta. In ogni caso rimane aggregato alla maggioranza. La rotatoria di Via Prandina poi, proseguono i consiglieri Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi, sarà in contropendenza e anche in questo caso poco sicura. Alla fine non sono state trattate le interpellanze su Colonia Fara e Torriglia. È evidente, spiega il gruppo Noi di Chiavari, che su queste questioni spinose l'amministrazione è in difficoltà e, aggiunge, abbiamo protocollato la richiesta di un consiglio entro 20 giorni per affrontare i temi rimasti in sospeso. E concludiamo con il nostro approfondimento che ci porta questa settimana in Alta Valtrebbia. Qui si è inaugurata la 10ª edizione dell'Expo, una
rassegna sui prodotti tipici locali, ma anche sulle attività di promozione turistica di questa valle, una delle più belle valli del nostro entroterra, così come l'aveva definita Hemingway. Sino a domenica saranno aperti gli stand nel bosco di Gioia. Con l'approfondimento si conclude questo appuntamento settimanale, arrivederci alla settimana prossima. Com'è nata l'idea di fare un'Expo in questa valle, in questa zona? Ma forse uno potrebbe pensare per invidia della Fontana Buona, dove hanno fatto un'Expo veramente eccezionale. Noi sentivamo il desiderio come comune, con un mio assessore che è Vigo Sandro, allora 10 anni fa, anzi 11 anni fa, di fare anche noi qualcosa che potesse dare risalto a quella che è la cultura, a quella che è, diciamo, quelli sono i prodotti dalla nostra valle, la valle più verde del mondo, come diceva Hemingway. E così abbiamo cominciato a pensarci, ripensarci, e abbiamo trovato un giovane, che è ancora peraltro giovane, ma comunque lo era ancora di più 10 anni fa, che ha cominciato a raccogliere altri giovani e hanno messo su i giovani della frazione di Loco 10 anni fa questa manifestazione. E ne andiamo molto orgogliosi, siamo molto legati a loro perché loro sono tutti volontari che prestano in questi giorni un servizio incredibile, un lavoro pesante, proprio perché questa manifestazione continui. Quanti comuni raccoglie l'Alta Valtrebbia? L'Alta Valtrebbia sono 7 comuni, potremmo passare anche 8 considerando che parte nell'Alta Valtrebbia fa parte anche Torriglia, ma sono 7 piccoli comuni, Rovegno forse è ancora il più grosso, però sono tutti comuni che vivono di quello che è poi fondamentalmente cosa? Il turismo. Che importanza hanno manifestazioni come l'Expo che sta per iniziare? L'importanza dell'Expo che sta per iniziare ha l'importanza di far conoscere alle persone che magari in questo momento mi stanno ascoltando di venire su e vedere la Valtrebbia, non soltanto i prodotti che vengono presentati, ma vedere questa bellezza della natura che è stata tanto decantata da tante persone che sono venute, anche poeti famosi come Giorgio Caproni. Allora invitiamo tutti in Valtrebbia questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Sì, venerdì alle 15 ci sarà l'inaugurazione e mi auguro comunque che sarà anche presente Telepace per fare tutta questa trasmissione anche in diretta, e questo per noi è un grande vanto, un grande onore. E poi ci sarà sabato e domenica tante manifestazioni, sono tutte cose interessanti, e ci saranno poi soprattutto quelli che presenteranno anche il campionato mondiale del canestrello, e mica poco, anche se noi a Rovigno abbiamo il quadrello. Abbiamo sentito il sindaco richiamare anche però le difficoltà di rimanere in un territorio lontano dai centri urbani. Che cosa possiamo rispondere a queste istanze? Dal costo dello smaltimento dei rifiuti al costo dell'acqua, insomma tante problematiche. Io credo che fondamentalmente bisogna creare quel valore aggiunto alle nostre aziende, quelle che ancora resistono sui nostri territori, nei comuni dell'entroterra prevalentemente. Creare quel valore aggiunto significa far capire al consumatore finale che in quel prodotto che sta comprando, si sta accingendo ad acquistare, non c'è solamente un prodotto dalle eccellenti qualità organolettiche, quindi un prodotto di assoluta, di altissima qualità, ma c'è anche la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, valori fondamentali per la crescita del nostro paese e soprattutto delle nostre valli, che non dobbiamo mai dimenticare. Raccontiamo alcune chicche di questa Expo. C'è moltissimo entusiasmo sul campionato mondiale del canestrello che si svolgerà domenica pomeriggio. Ci sarà la possibilità di girare in mongolfiera tutti e 3 giorni, da circa le 5:30, dalle 17:30, dalle 16 sino alle 20, possibilità di vedere la Valtrebbia e il fiume Trebbia dall'alto e vedere anche tutto il nostro allestimento della manifestazione. Tantissime attività, come dicevo, incontri anche istituzionali, si parlerà di PSR del territorio, territoriali, si parlerà dei nostri prodotti, funghi, canestrello come vi dicevo, rosa, ma ci sarà anche tanto spazio per il divertimento. Tanti giovani, quindi ci sono i presupposti perché dai 10 anni si prosegua. Certamente, e in edizioni come queste, che sono iniziate con un po' di fatica perché abbiamo avuto, come abbiamo detto e ribadito, un po' di problemi per il tempo, ripartire oggi, essere qua, tagliare il nastro con tantissimi ragazzi, come avete visto, con la maglia rossa come la mia, è quello che ti dà la voglia, la carica per dire va bene, stiamo facendo una cosa che va fatta in un certo modo, si continua, si va avanti con ancora più voglia. Pare che Ernest Hemingway l'abbia definita la valle più bella del mondo. Leggenda o no, il territorio dell'Alta Valtrebbia è di sicuro un territorio da scoprire, sia per la sua natura, sia per le sue tipicità. Un tema toccato ieri durante l'apertura della 10ª Expo in località Loco di Rovegno. L'iniziativa intende rilanciare la valle e le sue imprese, colpite dai problemi che oggi interessano tutte le zone dell'entroterra. Lo fa con lo spirito dei giovani di Loco che con la loro maglietta rossa rappresentano la forza dell'Expo.
All'interno dell'area sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti del territorio, degustarli, sarà possibile assistere alle esibizioni dei falconieri, visitare il Pala Antola riservato a seminari tematici e per la prima volta sarà possibile vedere la valle e il suo torrente Trebbia da una prospettiva inedita a bordo di una mongolfiera con un volo vincolato a 15-20 metri d'altezza. Nella valle più bella del mondo c'è chi prosegue la propria attività con coraggio e voglia di innovare. È una torrefazione di carattere artigianale, siamo soltanto io e mio zio a lavorare al suo interno e quindi di conseguenza abbiamo mantenuto esattamente tutte le tradizioni di un tempo. Utilizziamo sempre gli stessi caffè, utilizziamo sempre le stesse procedure e quindi di conseguenza nulla è cambiato. Il Consorzio della Quarantina ha cominciato agli anni 80 con Massimo Angelini il recupero delle varietà tradizionali dell'Appennino che si stavano perdendo. Ha fondato il Corepa, che poi è diventato Consorzio della Quarantina, che tutt'oggi funziona bene e vende tramite i sacchetti del Consorzio, che è un sacchetto da 2 kg, le proprie patate. Quindi qui dietro c'è l'indicazione delle nostre patate di montagna che sono molto ricercate. Tra le iniziative interne all'Expo di Rovegno c'è anche il primo campionato mondiale del canestrello che si disputerà domenica 29 luglio alle ore 16. Nell'Alta Valtrebbia è tipico il quadrello. La base è una pasta frolla, solamente che poi quando si degusta lascia quel sapore di castagna particolare, ecco, che non lascia il classico canestrello genovese, ecco, praticamente.